Discoteche e locali notturni ancora aperti ad agosto, purché all'aperto e seguendo le norme anti-Covid. Con un'ordinanza firmata ieri notte dal presidente della regione Cristian Solinas è stato dato l'ok ufficiale fino al 31 agosto al prosieguo delle attività di discoteche o di altri locali destinati all'intrattenimento. Una disposizione non scontata alla luce dell'impennata di contagi registrata in Sardegna negli ultimi giorni, soprattutto nel sud Sardegna e nel Sassarese. Le attività concesse dall'ordinanza devono svolgersi rigorosamente all'aperto e garantendo con ogni mezzo idoneo le regole di distanziamento sociale, almeno 1 metro tra gli utenti e 2 metri tra coloro che accedono alla pista da ballo e in ogni caso divieto di assembramento. Inoltre i gestori dei locali dovranno garantire tra l'altro percorsi differenziati per l'ingresso e le uscite, misurare la temperatura all'ingresso, igienizzare costantemente le superfici con le quali entrano in contatto gli avventori e utilizzare dispositivi monouso per gli alimenti e le bevande. E mentre in Regione si confermano le disposizioni prese in precedenza, il governo sta iniziando a mettere a punto un nuovo piano nazionale nel caso in cui, come nelle ultime ore, la curva dei contagi dovesse continuare a salire. Tra le ipotesi più accreditate è quella dell'obbligo di mascherina anche all'aperto e la chiusura o il numero chiuso per piazze e locali. Alcune regioni si stanno già muovendo in questa direzione. Toscana, Campania e Litorale laziale hanno nuovamente predisposto l'obbligo di mascherina ovunque, non solo disposizioni per il contenimento interno, ma anche nei confronti di chi proviene dall'estero. In Emilia-Romagna diventa obbligatorio il tampone per chi torna da Spagna, Grecia e Malta e la quarantena per gli arrivi dalla Croazia. Probabile che il governo attenda i dati relativi a questa settimana, che include Ferragosto, poi si vedrà.